Due corone posate ai piedi del monumento Memoria e Luce dell'architetto americano Daniel Libeskind per ricordare le vittime degli attentati che l'11 settembre di 19 anni fa insanguinarono New York e il mondo intero. Un monumento che mette al centro una trave delle Torri Gemelle recuperato dai Vigili del Fuoco, eroi di quel tragico attentato. Presente alla cerimonia anche il console generale americano. Sì, oggi è una giornata solenne per noi, per ricordare le persone che hanno perso la vita e per ricordare la sua memoria e anche per onorare quelle persone. E anche è un giorno per pensare su un mondo più giusto e più pace. Una cerimonia ristretta quest'anno a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero. Un momento di riflessione per tenere sempre alta la guardia contro il terrorismo, ricordandolo anche alle giovani generazioni che quel tremendo attentato l'hanno solo sentito raccontare. A 2 giorni dall'inizio della scuola questa iniziativa ha un significato tutto particolare. La scuola e la cultura sono l'unica arma di costruzione di massa, un formidabile antidoto contro i fondamentalismi.